Ripartire, pronti per scrivere nuove pagine della propria storia, tutto al ritmo di un pallone che schizza veloce sul campo da gioco, che tiene incollati i tifosi a ciò che accade all'interno di quelle 4 righe. Le mani nei capelli, le braccia in aria che esultano, la sfera che finalmente finisce alle spalle del portiere avversario un attimo prima che la sirena possa scrivere la parola fine. I sospiri, i contrasti, la preparazione ed il lavoro, tutto questo per noi che questo sport lo amiamo davvero e che non lo vediamo soltanto come una fatica, come un sacrificio, ma in cui rivediamo l'altalena di emozioni che è la vita, significa una cosa sola: è tornata la Serie A! Appassionati di futsal, buonasera da Lorenzo Poliselli. Siamo a Campo Ligure, dove la CDM torna a disputare la massima serie dopo 3 anni di assenza, e l'obiettivo è quello di non mollarla più, mentre la Feldi è pronta a dare nuovamente battaglia a tutti per fare quello che negli ultimi anni le è riuscito particolarmente bene: vincere trofei. E vediamo le strette di mano tra i giocatori che saranno protagonisti di questo esordio nel massimo campionato. La stagione 25-26 inizia adesso. Abbiamo visto e stiamo vedendo ancora anche i direttori di gara: la signora Chiara Perona della sezione di Biella, il signor Mattia Landi della sezione di Prato, al cronometro il signor Giulio Fantino della sezione di Savona. Questa è la CDM con Murillo e Simone Foti. Avremo modo di parlare anche di loro due. Il primo parte in quintetto e andiamo proprio con quelli che sono gli starting five. Politano in porta per la CDM, Murillo, Butabusi, Da Silva e Maltauro. Per quanto riguarda la Feldi invece, Dalcin, Caponigro, Kenji, Echevarria e Selusio. Foto per la squadra di Mister De Jesus, giocatore classe 86, subentrato nella stagione 22-23. Da quel momento non ha più lasciato la panchina, lui che è stato anche un giocatore della CDM. Ma ecco la Feldi Eboli con lo stemma della Coppa Italia vinta l'anno scorso a Iesi in finale contro Genzano. Andiamo a leggere anche il quintetto dei campani, che ricordo hanno però delle assenze non da poco. Venanzio squalificato, Pelesigno e Tiago Lemos non saranno del match per un incontro, non saranno del match, perdono, per un infortunio. È tutto pronto però per cominciare qui a Campo Ligure. Il primo pallone del match lo giocherà la Feldi. Che bella questa inquadratura del pallone, che adesso è fermo, ma ve lo assicuro sarà fermo davvero davvero poco. Ultima indicazione anche per mister Luciano Antonelli, l'indirizzo proprio di Felipe Echevarria, arrivato nel luglio di quest'anno, il colombiano classe 92, si è presentato bene già in Coppa della Divisione con un gol. Ed è iniziata la sfida tra CDM e Feldi, è tornata la Serie A. Buon futsal a tutti. E si comincia subito andando da Dalcin, che vuole armare il destro, spera che poi torna verso il centrocampo e si ribatte da Echevarria. Subito l'1 contro 1 di Kenji, il tunnel, il tiro! Voleva andare sul secondo fallo, ha chiuso bene la CDM. Murillo, ancora il numero 19 che manovra, Maltauro, il sinistro, va ad armare proprio Murillo, la sterzata di Murillo che lascia lì per il tiro ed il gol della CDM. Ha segnato Giovanni Luis Da Silva, il primo tiro della Serie A della CDM, è un gol. Ma che palla illuminante di Maltauro per Murillo, che si ferma, ragiona, serve Da Silva che con il sinistro batte Dalcin. Neanche 60 secondi e subito un gol per la CDM. Shock in partenza per Eboli. Vediamo come andrà a rispondere Selusio. Attacca il quarto di campo contro Maltauro. Selusio vuole andare con la punta del piede destro, però Politano non deve fare altro che
guardare la sfera scorrere e oltrepassare la linea di fondo. Va a lungo il portiere maglia numero 95, ma il Tauro chiedeva un altro tipo di sfera per controllarla e poi farsi assecondare dai compagni. Echevarria, Selusio, Kenji, anche lui neoarrivato a Eboli, non di certo in campagna, visto che l'anno scorso ha giocato con la maglia della Sandro Abate. Attenzione al pressing ancora della CDM con Maltauro, che però rispetta giustamente Echevarria, non va troppo a portare quella pressione, infatti viene liberato poi per un tiro, se non erro, Caponigro. Sì, infatti così è stato. La deviazione consente ai giocatori di mister Antonelli di rimanere in avanti. Il blocco a liberare Echevarria, la palla che però è un po' arretrata. Attenzione alla CDM che può ripartire, ancora Murillo, però giustamente decide di aspettare, scarica per Butabusi, da Silva, ancora Murillo, alza il pallone, Maltauro, questo significa un appoggio importante per la squadra oggi in casa. Il fallo di Giancarlo Selusio, eccolo il gol di Da Silva, Balzin che vede la palla sfilargli sotto le gambe, in questo caso forse non perfetto l'estremo difensore, che però ha firmato un'importante pagina di storia del futsal italiano. Attenzione qui a Da Silva che non deve fare altro che proteggere il pallone. Dicevamo, Dalcin ha firmato una pagina importante del nostro futsal con il rigore parato in Kazakistan, che ha aiutato e non poco la nazionale di Salvo Sampere a qualificarsi all'Europeo. Insomma, avremo modo di parlare anche di questo nel corso della telecronaca. La gara non ci dà troppi momenti morti, ritmo comunque discretamente alto. La Fiat deve subito recuperare una gol di svantaggio. Caponigro vuole tornare verso il centro, la chiusura importante di Da Silva che vince il duello fisico. Da Silva col sinistro ha cercato il pallonetto, nonché la doppietta personale, soltanto esterno della rete. Faglia ancora, che riparte da Selusio, lascia lì per Kenji. Attenzione, arriva ancora a toccare la sfera Dalcin. Echevarria, l'1 contro 1 con Da Silva che lo mette giù. Vediamo se c'è il fischio dell'arbitro. Sì, fallo abbastanza netto. Quindi a 2 passi la signora Chiara Perona della sezione di Biella non ha potuto fare altro che ravvisare l'infrazione. Iniziano le rotazioni in campo. Baklanov per la CDM, c'è stato un cambio però anche nella Feldi. Al momento fuori dall'inquadratura, sul pallone però ci sono Selusio ed Echevarria. Si allontana il 77, Echevarria con il destro. Politano è attento a dire di no. Il portiere, che ha militato soltanto nella squadra ligure. Il tiro di Caponigro viene ribattuto e messa laterale. Ancora cambi per la Freddi. È entrato in campo Fabrizio Calderoli, che era il destinatario probabilmente di questo passaggio, però non è arrivato a destinazione. Dentro Gui e anche Daniele Gattarelli per mister Luciano Antonelli. Ancora sfera per la CDL. Betavusi, Da Silva, l'1 contro 1. Scarica da Murillo, deve arrivare su di lui Gattarelli. Maltauro, messo giù Murillo, si continua a giocare. Gli arbitri non interrompono il gioco. Attenzione qui a Gui, che forse però poteva giocare. Infatti si lamenta un po' con la direttrice di gara, perché comunque, nonostante fosse un po' defilato, l'azione offensiva era proseguita. Calderoli però batte la punizione
Gui, qui non c'è il fallo, ci gioca, entra in campo anche Ortisi. Betabusi, il contrasto era di Foti, l'uomo mascherato che è rientrato tempi record davvero dall'operazione al setto nasale subita in estate. Dalcin esce dalla propria area, da un giocatore in più alla Feldi, poi decide giustamente, anzi eccolo ancora Dalcin che poi va a calciare. Politano era uscito per un momento dall'inquadratura e c'era sembrato che fosse tornato in porta, così non è stato. Attenzione ad Ortisi che commette fallo e addirittura viene sanzionato con un cartellino giallo il capitano della CDM. Soccorsi per il giocatore della Feldi rimasto a terra. Qualche curiosità insomma su Ortisi e anche Foti, entrambi in campo in questo momento. Sono gli unici due giocatori della CDM ad essere scesi in campo in almeno uno dei precedenti fra CDM e Feldi. Tra le fila della squadra campana invece lo hanno fatto sia Dalcin che Vincenzo Caponillo. Ci sono 4 precedenti tra le due squadre e sono 3 vittorie rossoblu, un pareggio 3-3 il 22 dicembre del 2020 e nessuna vittoria per la CDM, che però fino a questo momento conduce 1-0. Calderolli, palla che non arriva a destinazione, tocco di prima a servire Gui che però non era andato a prendere quello spazio ma era rimasto più in verticale. Palla lunga qui di Baklanov, Ortisi in campo, poi si gioca ancora con la palla alta. Attenzione a Baklanov che deve anticipare Calderolli, squadre che marcatamente decidono di attaccare 3-1 fino a questo momento. Felipigno attacca sull'auto di destra, Politano, c'è stata la deviazione, quindi calcio d'angolo a favore della CDM, con la Feldi che era riuscita ad impensierire dalle parti della porta di Politano gli avversari. Cattarelli si butta dentro, palla che poi va fuori per la conclusione di Felipigno. Ex Cosenza ha provato a trovare la prima gioia in Serie A, non ci è riuscito. La sfera poi non può giungere a Ortisi che si lamenta un po' con il suo estremo difensore. Avrebbe voluto un suggerimento anche in questo caso un po' più preciso. Certamente 2 punti di riferimento diversi per la CDM, Ortisi e Maltauro, quando si tratta di allungare il campo. Maltauro può reggere particolarmente bene l'uno contro uno, spara alla porta con gli avversari. Qui viene in corso Felipigno, addirittura deve scegliere il male minore. La rimessa laterale affidata a Foti che va da Ortisi, i due che si conoscono alla grandissima. Ancora Foti, uno contro uno con il 22 avversario. Da Silva contro Cattarelli, torna sul sinistro, Da Silva va a calciare, si è mosso bene Ortisi sul secondo palo ma chiude la difesa di Eboli e poi Gui può già ripartire. Gui, vediamo se calcia con il destro, sì, Politano, la palla che resta lì e Foti è il più attento di tutti, allontana il pericolo. Cambio dentro ancora un giocatore, dovrebbe essere Ricci se non erro per la formazione di casa. Gattarelli, sì, esatto, il numero 44, Ricci. Sull'altro auto, Calderolli, da cui interviene Baklanov e poi deve allontanare la sfera, la CDM. Ma insomma, a parte una conclusione dalla destra di Felipigno, non sono arrivati pericoli particolari per la porta di Politano. Calcio di punizione, sì, centrale, ma insomma, non una parata complicatissima per il classe 2005, che ha semplicemente fatto il suo dovere.
inquadrato il gallo di Augusta, numero 4 Ortisi. Felippino scavalcare la linea difensiva, voleva servire Gui, un'idea tutto sommato buona per provare a cambiare un po' lo spartito, per non dare sempre il punto di riferimento di Gui spalle alla porta, ma comunque far rendere conto alla retroguardia avversaria che si può attaccare anche le spalle della difesa, come in questo caso Metalcin, che deve interrompere tutto. Poi cambia il lato del campo, Calderoli l'1 contro 1 con Ortisi. Calderoli torna sul destro, va a calciare Ortisi, Ricci e poi Baklanov. Vediamo se fa proseguire la sfera. Sì, Ricci, poi il Vigno va dal Cina che allunga, Politano bravo, riuscire sulla testa di Gattarelli, poi terra male secondo me il classe 2005, tutto a posto, però dice insomma una scelta importante per Mister De Jesus, perché è tornato Juninho lo scorso al Modena Cavezzo, uno che questa piazza la conosce particolarmente bene, è stato ingaggiato in estate di Tommaso, portiere del Lecco, che ha vinto la Coppa della Divisione 2 anni fa. Politano è un giocatore cresciuto nel settore giovanile della CDM e giustamente si è voluto fidare di lui il suo allenatore. Sono 3 portieri veri in casa CDM, quindi davvero difficile, sarà difficile andare a scegliere volta per volta chi sarà il guardiano della porta ligure. Dentro anche Lavrendi, a proposito di linea verde per Eboli. Gui l'1 contro 1 con Foti. Gui va a calciare, ma è Foti che attentamente riesce a stargli davanti, devia fuori il numero 10, fin qui non è riuscito ad incidere nei suoi primi minuti in questa nuova Serie A, marcata quinto. Kenji va a calciare con il sinistro, palla che per poco non torna buona per Caponigro. Politano, Maltauro, questa è una sfera che per l'avversario che si trova a Maltauro davanti è molto complicata da raggiungere. Ricci torna indietro, Maltauro, eccolo che riceve la sfera, cambia ancora gioco, Murillo. Maltauro si muove, Murillo viene tagliato fuori l'avversario, deve metterci una pezza dal Cin, ma come avevano combinato Murillo e Maltauro, triangolazione eccellente, qui Ricci può calciare, svirgola però la sfera, dal Cin può far ripartire i suoi nel bene e nel male, o nel male come recita lo striscione dei tifosi della CDM. Qui palla scavalcata, Ricci però molto attento, poi Maltauro fa ripartire Baklanov, Murillo allunga ancora per Maltauro, Ricci non può tenersi stretta la rimessa laterale, ma attenzione, qui rischia di innescare la ripartenza avversaria con Caponigro che calcia, ha visto l'arbitro indicare il fondo e così è. 12 minuti e 20 da giocare sul cronometro del primo tempo, decide il gol del giocatore che per poco non tiene in campo anche questa sfera, ovvero Da Silva, della CDM dal 2023, 11 gol per lui nella cavalcata della CDM per tornare in Serie A. Guardiamo formazione ligure che è arrivata terza nell'ultimo girone A di Serie A2 Elite, alle spalle di Mantova e Mestre Fenice, per poi superare Maccamprata, proprio il Mestre Fenice, e poi il Pescara, Academy Pescara ai tiri di rigore, con il rigore decisivo di Morgan Zanello, classe 2005 ancora nel roster dei liguri. Se ne sono andati 8 minuti in questo primo tempo. Caponigro
Kenji scambia ancora col numero 7 che poi si muove tra le linee, lascia spazio al compagno, torna indietro la Vrendi, addirittura dal Chin che deve allontanare la sfera, aggancia però bene Caponigro solo per un momento, lungo da Maltauro ancora, spalle alla porta, ne porta 2 a spasso addirittura, perdono per la ripetizione, pallone che arriva da Butabusi che con calma vuole tornare da Murillo. Che freddezza, da ultimo uomo Murillo dentro da Maltauro, chissà che non stesse cercando proprio Butabusi. La ripartenza della Feldi con il tiro da parte di Selusio, la parata di Politano, poi attenzione alla sfera che viene allontanata e ancora Politano decisivo, e qui ha fatto ben più del suo dovere, ma Feldi che ha sciupato in 3 contro 1 quella che era una buona occasione per scrivere la parità a questo match. Foti, Butabusi, poi il pallone lungo non viene portato a destinazione, la Vrendi qui non precisissimo, il classe 2004 arrivato anche gli da Avellino, così come Gui e Kenshi. Ortisi, Foti, attenzione all'intervento, volevano un fallo i giocatori della CDM. Ortisi ha allungato il campo, non può arrivare sul pallone, qui ancora Caponigro, chi vorrebbe addirittura un fallo di mano, dice è attaccato al corpo il direttore di gara, non protesta più di tanto il numero 7. Tornato in campo anche Felipigno. Calderoli, Caponigro vuole tornare ancora dal 7 che insomma ringrazia il compagno per l'idea, capisce però con un attimo di ritardo. Ortisi che dà proprio una mano diversa in termini di costruzione della manovra, poi allunga per portare via l'uomo, apre lo spazio a Butabusi dall'altra parte. Da Silva sterza, torna sul piede forte Da Silva, stop and go, supera l'avversario che lo stende, infatti chiede anche scusa e accetta tutto sommato di buon grado la munizione la Vrendi, perché è consapevole che Da Silva aveva spalancato un'autostrada nel corridoio centrale del campo. Torna sul parquet Gui. Ortisi allunga il campo, ha ricevuto il pallone da Foti, eccolo ancora il giocatore oggi mascherato. Foti vuole la triangolazione con Da Silva, non ci arriva, chiude Gui. Calderoli si muove però, vedete, insieme a Felipigno in questo caso, un po' congestionata la manovra offensiva della Feldi. Certamente mancano giocatori importanti, lo abbiamo detto, Venanzio, Pelesigno e Tiago Lemos per motivi diversi, ma attenzione qui a Echevarria che poi apre per il destro di Calderoli, chiama poi lo schema, è arrivato comunque un calcio d'angolo da questa azione della Feldi. Palla che viene messa dentro, Foti chiude le gambe, ancora rimessa laterale, Gui 1 contro 1 con Ortisi, Gui, Politano bravissimo, la palla non può arrivare però a Butabusi, Foti poi allontana ancora e con le unghie o con i denti la CDM tiene stretto il gol di vantaggio segnato in apertura dopo neanche 50 secondi da Silva. Poi non sono arrivate in realtà altre occasioni degne di nota da parte della CDM, se non proprio il pallonetto tentato da Silva pochi minuti dopo, mentre la Feldi insomma inizia a premere sull'acceleratore per arrivare al gol del pari,
Arriva il pallone adesso al numero 22, Felipigno allarga ancora per il destro di Gui. Non semplice fin qui l'esordio l'ex giocatore dell'Acqua e Sapone. Baklanov alza la sfera, pressato, non ha potuto servire Maltauro. Echevarria, colombiano, scambia con Calderolli allarga da Felipigno l'uno contro uno, torna sul sinistro. Gui ha la possibilità di calciare, lo fa, ribatte Foti, poi Politano si trova la sfera tra le braccia, qui l'anticipo, Calderolli ancora vuole servire Echevarria, da Silva, vediamo se tiene stretta la rimessa laterale, così è. Secondo Mattia Landi, lasciare il pallone Felipigno, si incarica della battuta proprio da Silva. Murillo, Maltauro, si muove da Silva, non può arrivare su questo pallone perché frappone molto bene il corpo Felipigno. Sfera che torna tra le braccia di Alcino, poi Echevarria. E Echevarria arriva bene su questo pallone, poi chiuso da Murillo che fa molto bene la preventiva, cambia gioco Felipigno. Gui, guardate in questo caso come si deve adattare la difesa alla parata di Politano che va giù in un nanosecondo sul destro di Gui. Attenzione adesso alla CDM con Da Silva che ha un 1 contro 1, vediamo se lo sfrutta. Da Silva, Gattarelli, mamma mia Gattarelli, un 1 contro 1 davvero difensivo, vinto davvero molto bene dal numero 4. Qui il fallo è il quinto della CDM e quindi sono 7 minuti e 26 secondi da giocare in bonus. Basta così, dice compagni. Murillo, anche riferendosi alle proteste. Lavrendi, Gattarelli e adesso Selusio. Lavrendi, pallone per Kenji che ha fatto il suo ritorno in campo, torna da Dalcin e alza il baricentro. Dalcin arma il destro, Politano deve rispondere al suo collega, attenzione a non era Da Silva ma era Baklanov che si è fatto ingolosire dalla porta sguarnita. Lavrendi, Selusio, blocco di Lavrendi che poi si allarga. Selusio vuole cambiare il campo, non ci riesce, si muove Gattarelli che calcia, trova una deviazione, calcio d'angolo, inquadratura per il classe 1991, l'anno scorso a Pomezia, lui che dovrebbe anche aver già segnato quest'anno. Così è, doppietta contro la Malfi in Coppa della Divisione. Palla dentro, Politano passò la sfera in due tempi. Maltauro, però non è facilissima da controllare. Poi chiama time out Mister De Jesus, 60 secondi per far rifiatare i suoi e riorganizzare un po' la manovra offensiva.
Suona la sirena, è il momento di tornare in campo per CDM e Feldi. 5 i falli commessi dai giocatori in maglia bianca e quindi particolare attenzione a questi 6 minuti e mezzo. Murillo vuole andare da Maltauro, buon anticipo di Gattarelli che in termini di chili e centimetri può davvero battagliare alla pari con Maltauro. Attenzione qui alla Vrendi vuole andare dal compagno, trova soltanto l'esterno della rete però Gattarelli. Alzato qui il pallone, non può attaccare la profondità Ricci che aveva fatto un giro un po' troppo ampio. Selusio, Kenji, Lavrendi, classe 2004, ricordiamo che ha partecipato anche a Eurofutsal con l'Italia Under 19 nel 2023 a Porez. Bacanov ha scambiato col compagno, in circostanza Ricci che vuole cercare uno contro uno in banda, un po' pericoloso. Tengono stretta la rimessa laterale ai giocatori della CDM. Maltauro spara alla porta, trova tra le linee Murillo che viene messo giù, vorrebbe un fallo che non viene ravvisato. Attenzione perché la Fede è già dall'altra parte con Selusio è rientrata però in tre quarti la CDM. Lavrendi, l'idea era ottima, quella di servire Kenji tagliando il campo in diagonale. La deviazione non favorisce il tocco del qui inquadrato numero 8. Selusio dentro, non tocca nessuno la sfera, pertanto sarà rimessa laterale per gli avversari. Qui inquadrato Foti che come detto ha avuto una disavventura in un'amichevole estiva contro la L84 e gli è costata un'operazione al setto nasale che rischiava di fargli perdere l'inizio della stagione. Così non è stato per il numero 3 Politano, da una linea di passaggio poi alza il pallone, attenzione dal Cin, si trova in mano alla sfera per un momento, ha pensato addirittura alla possibilità di calciare verso la porta lasciata sguarnita da Politano, poi ha deciso di rimettere in campo la sfera. Echevarria l'1 contro 1 con Foti, il blocco di Kenji, Echevarria allarga da Selusio, ancora il blocco del 15, va Selusio, il sinistro non va lontanissimo dalla porta difesa da Leonardo Politano, ma quanto basta per far sì che la palla uscisse. Poi va fuori anche il numero 77. Attenzione quella pressione altissima della prima linea di Feldi, palla di Batagusi che però era uscita, dice la direttrice di gara. Ortisi non è per niente d'accordo ma deve fare attenzione perché è già stato sanzionato con un cartellino giallo. No, forse sì, uscita ma deviata da un giocatore della Feldi. Attenzione qui a Foti che vuole andare lungo, l'anticipo se non sbaglio di Calderoli che poi va in conduzione. Calderoli calcia alto. Adesso non una fase particolarmente regolare del primo tempo, qualche minuto schemi un po' saltati, ma anche perché la pressione della Feldi costringe la CDM a non giocare pulito, a non riuscire a muovere la palla, a trovare uno contro uno favorevoli, specialmente con Da Silva o altri giocatori in grado di impensierire in banda. Qui Echevarria calcia e la CDM si sta un po' facendo schiacciare, lo ha notato anche il colombiano che ha dettato un movimento al compagno. Adesso viene chiamato lo schema con Calderoli che va dalla bandierina, alza il pallone per Felippigno, la sfera che resta in campo, interviene Foti, vediamo,
rimessa laterale per la Feldi. Calderoli va a calciare Felipigno, si era mosso bene, tallonato, però bella qui l'uscita da parte della CDM, vediamo se viene completata. No, l'anticipo di Felipigno qui però è bravo Foti, dall'altra parte c'è Calderoli, doppia scivolata del 3 e dell'11, poi Foti da terra, non c'è il fischio, Ortisi in mezzo a due, palla che viene recuperata da Ecevarria, ha rischiato tanto Foti a andare a intervenire sulla palla recuperata dall'avversario, sarebbe potuto costar caro. Caro significa un tiro libero per la Feldi. Qui muove il pallone ancora la squadra che ha vinto l'ultima Coppa Italia. Dentro c'è Caponito che vorrebbe la sfera, non può riceverla qui. Non precisissimo Ecevarria a servire Calderoli. Cambio dentro Murillo a dare un po' più di ordine e gestione qualitativa della sfera. Non arriva a destinazione il pallone ad Ortisi. Vediamo se rientra Maltauro per dare proprio un'uscita in più alla CDM, che sta faticando a superare la prima linea di pressione della Feldi. Da Silva, sì, eccolo il numero 9 che l'anno scorso ha visto infrangere i propri sogni di promozione proprio dalla CDM, lui che giocava con Mestre Fenice. Attenzione ancora a Maltauro che scambia bene con Da Silva, che ha spazio, Da Silva allarga per Murillo, vuole andare dentro Maltauro, la palla che resta in campo, Murillo e poi ancora bravo Dalcin ad allontanare la sfera. Butapasi la voleva rimettere in campo velocemente, poi Felipigno finisce giù, viene aiutato da Murillo a rialzarsi, poi risate tra i due, insomma anche un buon clima mi pare di capire a Campo Ligure. Murillo, Maltauro aveva cercato ancora la triangolazione che un paio di volte in realtà aveva portato a situazioni pericolose a favore della CDM, questa volta però tutto vano. Felipigno l'1 contro 1 con Butabusi, Calderoli, Butabusi ancora a chiudere, bravo, molto intelligente dal punto di vista tattico il numero 10, classe 1996, ex New Taranto, ovviamente anche Manfredoni, Active Network e Canosa. Qui Da Silva, due sono troppi anche per lui, fatta molto bene la preventiva qui dalla Feldi. Butabusi, attenzione, fallo e ammonizione per Butabusi. Foti è arrivato a protestare in campo praticamente, ha ammonito anche Maltauro per proteste, quindi una doppia ammonizione per la CDM. E Calderoli secondo me infatti chiedeva alla direttrice di gara di poter posizionare la sfera sul dischetto del tiro libero. Da quanto ho visto le ammonizioni per la CDM sono state due, una per il fallo di Butabusi e una per proteste a Maltauro. Intanto però c'è un tiro libero a favore della Feldi che può ristabilire la parità quando ci troviamo a 140 secondi dal termine della prima frazione di gioco. È Felipigno contro Politano, il sinistro del numero 22. Eccolo Felipigno che interrompe la corsa. Felipigno contro Politano. Felipigno ha segnato la Feldi e lo fa con il numero 22. Felipigno 1-1. Preciso al millimetro, bacia al palo e sfera che si insacca alle spalle di Politano, rimette tutto in parità la squadra che detiene la Coppa Italia. Fallo di Butabusi
tiro libero e gol del 1-1. E CDM che assaporava già la possibilità di chiudere in avanti la prima frazione di gioco, sogni che però vengono quantomeno rimandati. Attenzione a Maltauro qui, Dalsin bravo anche a far ripartire poi l'azione offensiva. Dalsin calcia largo, Politano si trova la sfera, Maltauro va a calciare, Dalsin è fuori dalla porta. Attenzione, vediamo se c'è un fischio del direttore di gara. No, dice che la parata di Dalsin è buona, dice che la parata di Dalsin è buona. Foti protesta alla grande e guadagna un cartellino giallo. Rivediamo, difficilissimo dirlo da qui, impossibile dirlo da questa angolazione, non abbiamo proprio la possibilità di tracciare quella linea che l'arbitro avrà visto sicuramente meglio di noi. Dalcino comunque decisivo, ammonito il 3. Foti, quindi no. Maltauro, Butabusi, Foti e Ortisi i giocatori ammoniti, 4 per la CDM. Ci disegniamo anche un po' alla vecchia maniera con carta e penna, giusto per non cadere in errore. Qui il tiro non porta alcunché, la Feldi è già in possesso della sfera con Selusio, Gui, poi Selusio interviene, la palla è uscita ed è a favore della CDM. 1:35 da giocare nel corso del primo tempo. Selusio a cui comunque mister Antonelli sta dando un'ampia rotazione, un ampio respiro. È comunque la prima giornata, certo importante partire bene, ma non bisogna andare a spremere poi eccessivamente i giocatori importanti. Butabusi, il cuore del campo, Maltauro, 1:15 da giocare, allarga bene per Butabusi, per più arrivare Selusio, Foti, Da Silva, Maltauro, vediamo se va per la pisata, non è così, chiede un altro movimento ai compagni. Foti, non si può andare da Silva, adesso sì, sale la pressione della CDM con Kenji. Maltauro guadagna yard in gergo rugbyistico la CDM, adesso ha tutti gli effettivi all'interno della metà campo avversaria. Da Silva 1 contro 1 con Kenji, vediamo se è proprio quello che voleva. Al momento pare di no. Foti contro la Vrendi, Foti muove il pallone con la suola, 30 secondi, vuole un ultimo tiro e non darne un altro agli avversari la CDM, che adesso però viene ricacciata indietro. Attenzione, Maltauro, la sfera viene recuperata dalla Feldi e con Dalcin attacca questi ultimi 15 secondi del primo tempo. Dalcin, attenzione, Butabusi, devia, chiama time out addirittura la Feldi, lo aveva mister Antonelli, decide di sfruttarlo adesso.
Si può tornare in campo per gli ultimi 9 secondi e mezzo del primo tempo qui da Campo Ligure per la prima giornata della Serie A Futsal, targata quinto. Rimessa laterale a favore della Feldi, che ha trovato il pareggio con Filippino. Dalcin, 7 secondi, 6, Dalcin allarga, Calderolli va col destro, ha segnato Calderolli, 2-1 Feldi, 1 secondo e 7 decimi alla fine del primo tempo, e ci pensa chi se non il numero 11. Feldi che ha sfruttato non bene, benissimo gli ultimissimi secondi del primo tempo. È uno sport dove, lo diciamo, può capitare di tutto in qualsiasi momento, e anche la prima giornata, anche il primo tempo della prima giornata ce lo ricorda. È 2-1 Feldi, dopo che per 18 minuti o quasi siamo stati 1-0 CDM. E riguardiamolo, il gol di Calderolli, la palla che viene spostata sul destro in buca d'angolo. Qualcosa da ridire adesso nel finale, scintille tra Calderolli e Ortisi. Insomma, inutile andare a rovinare quella che fino a questo momento è una partita effervescente, bella, dinamica. A Campo Ligure tornano in spogliatoio le due squadre, e anche noi direi che ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo per il secondo tempo.
Si è continuato a discutere per qualche piccolo dettaglio con i direttori di gara, specialmente Ortisi, lato CDM, per gli episodi che insomma nel finale del primo tempo hanno consentito alla Feldi di andare a ribaltare il risultato, specialmente il fallo, il sesto, quello di Butabusi, che ha portato al tiro libero trasformato da Felippigno, e quindi se per 17 minuti e 45 secondi siamo stati 1-0 CDM, 2-1 Feldi Eboli, adesso quando comincia il secondo tempo la sfera è dei padroni di casa, quindi però recuperata da Gui, che non può andare con la pisata, rimessa laterale a favore della CDM. Butabusi, Maltauro, si gira, Murillo, Da Silva, 1 contro 1, pericoloso da parte del 11 della CDM, fermato da quello della Feldi, rimessa di nuovo per la CDM, Murillo col sinistro chiuso da Gui, due sono stati i compagni di squadra, quella dell'acqua e sapone. Butabusi, Murillo, si va da Maltauro che tocca per Butabusi dal chin, ha parato alla grande il portiere con la maglia numero 3 su Butabusi, che chiedeva poi un fallo di mano, non è arrivato Maltauro, ovviamente vediamo se riceve, no, Murillo era il destinatario, poi Da Silva a toccare sull'avversario, riesce a ottenere una rimessa laterale, Butabusi alza il pallone, Maltauro non può arrivarci, doppia deviazione, è arrivato Calderoli, Felippigno, Feldi che non vuole accelerare subito il ritmo di Felippigno, però onde rischiare di perdere il pallone, preferisce non correre rischi. Butabusi, ancora il dribbling, poi si appoggia a Maltauro, si lamenta per un fallo Gattarelli, si esce bene per Da Silva in posizione centrale, out di sinistra, Butabusi voleva il passaggio, Maltauro arriva, poi bravo a recuperare il pallone Da Silva che calcia dal chin, vediamo se allunga subito il pallone, sì, Gui lascia sfilare, Gattarelli non arriva, ritmo che si è alzato, attenzione ancora a Maltauro dall'altra parte, Da Silva l'1 contro 1 con Felippigno, la preventiva da parte di Gui, si torna da Murillo, Maltauro vorrebbe chiudere l'1 contro 2, palla che lo scavalca e poi Murillo ancora, attenzione, può andare da Maltauro che non riesce ad arpionare la sfera con la coda a mo' di scorpione, attenzione a Gui che può calciare, Politano, ancora la palla per Gattarelli che poi la manda alle stelle. Un minuto davvero a 1000 all'ora per le due squadre, si conclude con una parata strepitosa di Politano e una conclusione di sinistro di Gattarelli che però non impensierisce l'estremo difensore. Butabusi allunga da Silva, bravissimo a chiudere la retroguardia ebolitana con Calderoli. Non dobbiamo presentarlo di certo noi, il classe 86 che compirà 40 anni l'anno prossimo, ma insomma ancora fa la grande differenza qui Foti, schiacciando il pallone per poco non arriva a recapitare un assist ad Ortisi. Kenji
Calderoli. Si muove ancora Gui per ricevere il pallone, non può arrivare all'indirizzo del 10 di Eboli la sfera. Qui il contrasto tra i due giocatori, tutto sotto controllo però da Silva. Lunga un po' la sfera, Butabusi libera quel quarto di campo che da Silva prova ad occupare, ma qui perde il pallone Murillo. Poi Calderoli decide di non rischiare subito una giocata. Qui attenzione, la grandissima azione manovrata dalla Feldi con la CDM che si fa sorprendere, e Gui appostato sul secondo palo firma il primo centro del suo campionato. 3-1 ha segnato Gui. Rivediamo il tutto dalla rimessa laterale dal Cin. Selusio allarga e in ritardo Foti, altrettanto da Silva. Importante azione, praticamente tutta di prima per la Feldi. Sorpresa la CDM che adesso prova a rimettere le cose in discussione con Foti, ma non si è adattata bene alla improvvisa uscita dai pali di Dalcin, a portarlo poi al gol del 3-1. Attenzione a Kenji che qui allunga il campo, non riesce a tenere il possesso della sfera. Palla per Ortisi, lui sì che battaglia. Foti, Baklanov, blocco di Foti e poi da Silva. Baklanov voleva ancora il pallone Foti contro Caponigro, però non riesce a vincere il duello fisico. Uscito dalla porta dal Cino, vediamo se arriva adesso il pallone a lui. No, così non è. Eccolo, l'estremo difensore della Feldi che torna dal compagno, chiama palla Kenji dalla parte opposta, si allarga anche Echevarria, l'1 contro 1 ancora di Caponigro che calcia, pardon, era Selusio. Caponigro è andato ad attaccare il secondo palo. Politano lunghissimo, guadagna una rimessa laterale alla CDM. L'azione di Echevarria, qui inquadrato, giocatore che ha vinto la Coppa Libertadores con il San Lorenzo de Almagro. Foti, bene qui Ricci in mezzo a due, vola via Ricci, poi cerca una sterzata di troppo, anche mettere quel pallone di sinistro sul secondo palo non era cosa facile. Palla, Baklanov era particolarmente solo sull'out di sinistra, Ricci ha preferito andare a tagliare il campo. Foti, Ricci ancora, rischia qualcosa qui il numero 44, poi Politano decide di non correre ulteriori rischi. Dalcin può fare la cosa che tanto gli piace, ovvero andare in conduzione verso la metà campo avversaria. Eccolo Dalcin ancora per Selusio, palla che viene però messa fuori. Ricci, Baklanov, Foti, forse una deviazione, la palla arriva ad Ortisi che la mette giù, c'è già Selusio a fare la preventiva, però si muove Ricci, la palla arriva a Foti che può calciare verso la porta avversaria. Vi assicuro che non deve essere affatto facile giocare con quel tipo di protezione. Un po' di visuale di certo trova ad oscurare qui la deviazione che va a premiare Politano. Questa volta si traveste un po' da Dalcin. Attenzione qui, Foti rischia senza la deviazione. Politano torna a difendere i suoi pali. Selusio si allarga Dalcin, dà l'opzione in uscita e adesso ancora Feldi che manovra. Selusio, la palla per Kenji era quella giusta, non è stato preciso il suggerimento, ma insomma l'intenzione è tutt'altro che errata
Napolitano lunghissimo, non può agganciare il Gallo di Augusta, che però si complimenta con il compagno per l'idea. Politano, bravissimo, qui in uscita, se non sbaglio, su Caponigro. Così è. Echevarria sul secondo palo, la palla per Serusio che non trova però alcuna deviazione. Rimessa dal fondo inquadrato, classe 2005, come ho detto gioca lui oggi anziché Di Tomaso in panchina, ma anche Giunigno tornato alla CDM anche per ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri. Bakanov lasciato il posto a Da Silva, il Letto, attenzione qui al destro di Caponigro, la parata, qui siamo quasi dall'altra parte con Ortisi, chiude molto bene la Feldi, poi l'1-2 tra Felipigno e Caponigro a eludere la pressione, subito riaggressione da parte della CDM che adesso deve abbassarsi. Felipigno tocca Ricci che non fa in tempo però ad uscire dal campo per Murillo. Sarà lui il destinatario del cambio. È tornato in porta Dalcin, si attacca in parità numerica. Qui non è potuto arrivare sul pallone Gui, se ne sono andati circa 6 minuti del secondo tempo. Butabusi incaricato della battuta della rimessa laterale, si allarga Politano. Sfera lunga, attenzione Maltauro, l'uscita di Dalcini, vorrebbe un fallo il giocatore ex Altamarca, così non è, attenzione a Gui, poi di testa Politano molto coraggioso, fa anche in tempo a protestare un po' con l'arbitro e poi torna in porta. Calderolli, è rimasto a terra qualcuno, anzi problema per Maltauro in uscita dal cinema, insomma tutto regolare quanto accaduto poc'anzi. Ovviamente il portiere deve farsi rispettare e anche proteggere la propria incolumità, ovviamente in quelle situazioni c'è la tutela nei confronti dell'estremo difensore. Sfera che viene restituita alla Feldi che però deve affrontare poi la pressione. Qui Foti recupera un buon pallone, va a calciare e guadagna il calcio d'angolo. Certo, la sfera viene restituita a mo' di fair play alla squadra ebolitana, poi però non si rinuncia ad alzare la prima linea di pressione. Palla fuori per Foti, deviazione, ancora rimessa laterale per la CDM. Piccola curiosità, nelle prime due sfide disputate nella stagione 19-20 con la maglia della Feldi scesero in campo due giocatori che poi sono arrivati anche a vestire la maglia della CDM, ovvero Saponara e Boaventura. Qui però palla per Maltauro che vuole andare da Butabusi, Ricci, sarebbe ancora da servire Foti, eccolo Butabusi, l'1 contro 1, Butabusi ancora, la sterzata che però non trova compagni. Felipigno è già volato, predica calma al portiere che però trova direttamente l'opposizione del suo collega dall'altra parte. Gui, Felipigno, buono l'inserimento di Felipigno, poi Politano è l'ultimo a toccare, non è affatto d'accordo con la decisione della direttrice di gara, però era sembrata abbastanza netta. Si sta arrabbiando tanto con Ricci. Ortisi, avete visto proprio nella parte bassa dell'inquadratura, ancora non va a sedersi in panchina il capitano della CDM. Attenzione Politano, qui para sul tiro di Gui, sventa il 4-1. Palla recuperata qui da Silva,
Dalcin, 12:40 da giocare, ancora Feldi che nonostante il 3-1 decide di portare il portiere a giocare. Attenzione qui a Calderolli, che azione clamorosa della Feldi, che trova una serie di passaggi incredibili per liberare ancora Fabrizio Calderolli. Infinito il numero 11, infinito Fabrizio Calderolli. 4-1. E ancora la CDM che va a soffrire il portiere di movimento. Qui la giocata di Felipigno è davvero importante a far sfilare la sfera. Tantissima roba. Qui Murillo, poi palla che viene alzata, attenzione a Mutabusi, e infatti c'è il fallo da parte di Gui che ha alzato un po' troppo la sfera, ha alzato, perdono, un po' troppo la gamba. Arriva un cartellino giallo per Selusio, ancora proteste da parte della Feldi Eboli, che non erano per niente d'accordo i giocatori in maglia rosso-blu con il fischio di un attimo fa, insomma era sembrata abbastanza netta la gamba alta da parte di Gui, o quantomeno all'altezza della testa di Butabusi, che effettivamente un po' si era piegato per andare meglio sul pallone. 12-17 da giocare. Butabusi, palla per Maltauro, Dalcin non riesce a tenere il pallone in campo Selusio. Da Silva, pallone che viene deviato. Adesso la CDM deve fare attenzione, perché la Feldi è davvero riuscita a impadronirsi nel momentum dell'incontro. Selusio ancora va col destro, Politano che sui gol, va detto, non poteva davvero fare di più di quello che ha fatto. Tutti i tiri puliti dove è bastato prendere la mira ai giocatori della Feldi. 11:53. Dalcin prova ad alzare il pallone, Dalcin non trova però Caponigro, vuole fare la stessa cosa anche Politano. Il sinistro di Maltauro, buona occasione qui per riaprire il discorso partita. Sinistro che però va a largo, rimane a terra un giocatore della Feldi. Il gioco viene interrotto perché Gattarelli, se non erro, è rimasto a terra per un pestone rifilatogli da un avversario. Infatti sì, si tratta proprio di Gattarelli. Maltauro va a chiedere scusa. Ancora indicazioni da parte di mister Luciano Antonelli, che sa benissimo che non si può abbassare la guardia neanche per un momento. Ancora 0 i falli commessi dalle due squadre in questo secondo tempo, mentre prima addirittura la CDM era andata in bonus con oltre 6 minuti da giocare. Pertanto un fallo è arrivato a 2 minuti e spiccioli dall'intervallo, che ha portato al tiro libero di Felipigno, che ha significato pareggio, e da lì in poi insomma la Feldi non si è più fermata. Betabusi, Maltauro anticipato, poi da Silva va a recuperare, vediamo se serve Murillo, sì, ma poi non va da Maltauro questa sfera, arretrato il suggerimento di Murillo. Messa laterale infatti
Non si capisce. Gattarelli con il direttore di gara qui. Gattarelli, attenzione, la palla recuperata da Butabusi. Non ha toccato nessuno. Da Silva vorrebbe una deviazione che non arriva. Infatti gioco un po' spezzettato adesso da Silva. Devia, rischio qui per la Feldi. Come dicevamo, un gioco un po' più spezzettato in questa seconda frazione. Politano con i pugni, poi Butabusi ha ricevuto da Maltauro. Butabusi ancora, attenzione, pallonato in maniera regolare da Caponigro. Adesso anche molto fisico il gioco della Feldi, nonostante comunque le rotazioni ridotte. Attenzione qui a Maltauro che ha un po' di spazio, allarga per Murillo. Maltauro ancora, chiude l'1-2 con Murillo. Interviene Echevarria. Lo fa bene. Feldi che deve provare a darsi uno scossone. Palla per il sinistro di Da Silva, poi Butabusi. Palla che tocca il soffitto del palazzetto di Campoligure. Dal Cin. Attenzione, qui la palla recuperata da Murillo, poi Da Silva attacca l'out di sinistra, 1 contro 1. Da Silva torna sul destro. Un po' di spazio adesso. Butabusi, va ancora Da Silva, il blocco di Murillo. Da Silva chiuso da Echevarria, vuole fare partire i compagni. Murillo l'1 contro 1 con Caponigro, tocca soltanto Murillo, poi Caponigro va giù. Da Silva si gioca. Maltauro sul secondo palo, Butabusi. Da Silva spreca qui l'attimo per andare sul secondo palo da Butabusi, che era completamente libero. Qui Da Silva, ricevuto da Politano. Forcing adesso della CDM, che sta provando anche di inerzia più che qualitativamente ad arrivare in zona gol. Ortisi da terra, va a giocare Gattarelli, poi recupero palla, ne esce vincitore, prova anche a calciare Caponigro. Pardon, era ancora Calderolli che ci stupiamo anche. Ci stupiamo, che errore stupirsi che questo giocatore faccia le due fasi in una maniera incredibile. Foti, Butabusi. Il ritmo adesso un po' più alto, Ortisi. Macranova, Butabusi, Ortisi. Vediamo se c'è ancora una possibilità per la CDM. Butabusi, quasi recupero completato, poi interviene Baganov, Butabusi. Questo è un intervento che probabilmente sì, era giudicato in maniera fallosa dalla direttrice di gara. Esce infatti Echevarria. Discutono ancora Selusio e Ortisi. Calcio di punizione, praticamente tutti i giocatori della CDM sulla sfera. Si allontana Maltauro, si allontana anche Ricci, credo, anzi no, rimasti solo Ortisi e Foti. Va Foti in porta, forte, fin troppo largo però. Palla che è uscita, non è riuscito a tenerla in campo, pardon, Lavrendi. Foti, Ortisi,
Baccanov va a calciare, Dalcin, palla che resta lì. Poi Kenji vorrebbe servire sulla parallela Gui, non ci riesce. Ortisi, Baccanov, Foti, Ricci, l'1 contro 1 con Gui, arriva il blocco, sceglie l'altro lato Ricci, Foti, Baccanov, lunga da Ortisi, palla che viene fatta sfilare, non c'è il tocco, lo vorrebbe il numero 4. 8:28 da giocare, Feldi ancora in controllo del match. Palla per Dalcin, Calderoli, palla scodellata, ci arriva Ricci per primo, sfera che poi termina fuori, la prendi Dalcin, allarga il campo per Gui che vuole andare col sinistro, sfera che va a sbattere letteralmente su Kenji. Poi si spiegano i due compagni, l'anno scorso l'Avellino insieme. Ora time out chiesto dalla CDM probabilmente per organizzare un portiere di movimento. Sette minuti e 50 ci separano dalla fine del primo match del campionato di Serie A, quinto per CDM e Feldi. Sta vincendo 4-1 la squadra del qui inquadrato Felipigno, dove che ha segnato il primo gol in campionato della squadra ebolitana. Eccolo Foti con la maglia verde del portiere di movimento, quindi 7 minuti e 35 per la Feldi per provare a riaprirla. Da Silva, tutti un po' bloccati sul lato di campo, si allarga Butabusi, Da Silva, Murillo, Butabusi, Foti, torna fuori dal 10, si allarga e riceve Murillo, poi Foti, Butabusi vuole andare dentro proprio da Murillo, anzi è Ortisi, la maglia numero 4, lo vedete, che si aggira all'interno dell'area di rigore. Murillo, Da Silva prova a far girare velocemente il pallone, la CDM mette adesso un uomo tra le linee che è Murillo, deve adeguarsi la difesa, si muove Foti, eccolo, vorrebbe andare sul secondo palo, poi il calcio pulito, non trova però lo specchio della porta
il sinistro di Felippino, lui che insomma avrebbe come le qualità per segnare questo gol, anzi ne è segnato uno clamoroso in Coppa della Divisione. Davvero, andatelo a vedere qualora lo foste persi, davvero incredibile. La sfida contro il Mama Futsal San Marzano, praticamente da centrocampo. Il portiere però non era a giocare il portiere di movimento, ma era teoricamente in porta, un po' fuori dai pali, insomma. Rimessa laterale a favore della della Feldi. La CDM non è riuscita in questo caso a giocare una buona azione di power player. Calderoli dal Cin si deve alzare un po' la linea delle maglie bianche, che invece continua a difendere praticamente all'altezza del tiro libero. La vedete con Ortisi, poi esce adesso Murillo, recupero palla, anzi no, è della Feldi la sfera. Calcia Selusio, attenzione a Da Silva che se ne va in mezzo a tre. Da Silva torna indietro, non vuole far schierare il portiere degli avversari. La Feldi adesso però si deve rassegnare all'idea che Politano lasci il posto a Foti e si torna ad attaccare 5 contro 4. Butapusi. Murillo chiama il movimento appunto ad Ortisi, dice attacca l'altro angolo, togli un uomo da lì che almeno il tuo compagno potrà andare a prendere quello spazio. Butabusi, palla per Dalcin che viene chiuso da Murillo, poi Selusio tocca, in porta c'è Foti, attenzione, diceva Arria. Non può toccare il pallone Dalcin, che preferisce regalare un calcio d'angolo. In questo caso Ortisi, Da Silva torna fuori, Foti di fianco a Murillo che però non controlla ottimamente la prima sfera. Foti, eccolo, sfera in angolo da Maltauro. Ortisi vorrebbe il pallone di ritorno, proprio il numero 4, palla che va verso la porta ad un passo dal gol del 5-1 la Feldi. Poi Foti allunga per Ortisi che tiene in campo il pallone, sì, ci riesce, non c'è però nessun compagno a sostegno dell'azione del Gallo di Augusta. Adesso si ritorna nella situazione più convenzionale di portiere di movimento rispetto a un attimo fa, con Foti in porta a rilanciare. Murillo, Da Silva, scorre il cronometro che è il peggior nemico della CDM in questo momento. Murillo, Foti, Murillo, dialogano ancora i due, 4 minuti al termine dell'incontro. Foti si muove, attenzione, Butabusi, Murillo tra le linee non viene servito. Ortisi, Da Silva, Foti, vediamo se va a calciare, vorrebbe andare da Butabusi, non era una brutta idea. Ortisi, Foti, Foti ancora sotto da Ortisi, Murillo, Foti in punta, qui perde il pallone la CDM. Vediamo se il cambio arriva. Dovrebbe essere arrivato, insomma. Selusio se la prende comoda, 3:48, la Feldi inizia a intravedere il traguardo. Importante sottolinearlo perché questo è lo sport dove l'ultima parola è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, insomma, per parafrasare. Da Silva, attenzione, qui rischia qualcosa il numero 11. Alzata la pressione da parte della Feldi, attenzione, palla recuperata Kenji, qui
viene messo giù, Selusio non ha calciato verso la porta e CDM che schiera nuovamente la piramide dell'attacco con Murilo. Butabusi calcia dal chin, bravissimo a negare un gol che avrebbe infuocato il palazzetto di Campoligure. Sfera fuori da Silva. Murilo. Da Silva ancora. Arma il sinistro. Palla per Selusio. Attenzione. La porta è vuota. Kenji si divora la rete che avrebbe scritto Game Set and Match su questa partita. L'anticipo ottimo qui da parte di Gui. Molto molto attento. Era già saltata la prima linea di pressione da parte della Feldi. Qui Gui la parte che preferisce sicuramente, ovvero quella dell'uno contro uno un po' più stretto magari dal punto di vista difensivo. Cartellino rosso per Murilo, direi cartellino rosso per Murilo. È rosso del numero 19. Vorrei capire che cosa ha fatto. Insomma, immagino un colpo a palla lontana da parte di Murilo. E quindi 2 minuti e 43 che sanno un po' di sentenza per la CDM e purtroppo insomma per la CDM si avvicina una sconfitta che a meno di clamorosi risvolti sembrava evitabile almeno per tutto il primo tempo. Felipigno. Adesso sono 2 minuti da giocare in superiorità numerica o finché non verrà segnato un gol. Calderolli va dentro, andava di testa Gui. Ancora in possesso del pallone la Feldi. Kenji. Calderolli. Vediamo se calcia. No, preferisce allargare di nuovo il gioco. Gui. Ovviamente c'è spazio e il cronometro è amico della Feldi in questo momento. Felipigno. Vediamo se calcia lui, non lo fa. Calderolli. Allarga bene per Kenji. Alto il pallone. Pensate, il CDM non vince la gara d'esordio in campionato dalla stagione 2017-2018. Era il 7 ottobre 2017, la squadra militava nel campionato di Serie B. Era la prima giornata sul campo del Monte Calvoli. Finì 8-2, doppietta di Ortisi. Da allora 2 pareggi e 5 sconfitte al debutto in campionato. Gui. Calderolli. Kenji. Calderolli. Felipigno. Gui. Alza un po' la prima linea. Butabusi, ma decide di tornare indietro. Calderolli. Calderolli. Allarga Calderolli. E fate pure 3. La tripletta di Fabrizio Calderolli. Ha segnato ancora la Feldi. 5-1. Gol festeggiato non proprio in maniera scoppiettante da Calderolli, che qui trova il tris e poi ha qualcosa da ridire nei confronti di Butabusi. Credo di aver alzato un po' troppo il gomito, non in senso figurato, ma
il contrasto. 1:28 da giocare. Questo gol sa di pietra tombale sulle speranze di una CDM che aveva fatto vedere buonissime cose nel primo tempo, specialmente dal punto di vista dell'organizzazione difensiva. Ovviamente quando la Feldi ha iniziato a premere sull'acceleratore, il baricentro si è dovuto per forza di cose abbassare, ma con coraggio la squadra ligure ritorna in Serie A dopo 3 stagioni nella seconda serie, era riuscita a creare dei pericoli. Butabusi, attenzione ancora Butabusi, la palla che poi finisce direttamente in porta, l'autogol di Da Silva per il 6-1 della Feldi. Insomma, la pressione si era fatta un po' troppo asfissiante, non ha potuto davvero liberarsi della sfera il numero 11, guardate qua. Poi sul secondo tocco era già troppo tardi. Autorete, 6-1, 64 secondi al termine dell'incontro. Ecco ancora Da Silva. Butabusi, Da Silva. Per la CDM di provare a rendere meno pesante il passivo, la palla però va fuori. CDM che tornerà in campo venerdì alle 20:30 in casa il Savia Testa Mantova. Per quanto riguarda la Feldi, la prima gara casalinga della stagione venerdì allo stesso orario, sempre alle 20:30, è subito un big match perché al Palasele arriva la Roma, mentre Savia Testa CDM è un match che abbiamo visto anche l'anno scorso in Serie A2 Elite, e con 10 secondi che mancano sul cronometro comunque onor del vero continua la pressione da parte della squadra di casa, che per un tempo è stata ampiamente in partita contro una squadra che al netto delle assenze è comunque più attrezzata per fare un campionato di vertice. Finisce qui a Campo Ligure e vince 6-1 la Feldi. L'abbraccio tra Caponigro e Ortisi, accade tutto praticamente tra la fine del primo tempo ed il secondo. 1-0 fino a 2 minuti dal termine della prima frazione, e poi il tiro libero di Felipigno, la rete di Calderoli a un secondo dal termine appunto del primo tempo, dall'intervallo, e poi nella ripresa subito Feldi a fare la voce grossa, il saluto tra le due squadre. Ricordiamolo, la CDM torna in campo in casa del Savia Testa Mantova venerdì 3 ottobre alle 20:30, mentre per la Feldi stesso giorno, stessa ora, ma ci sarà la Roma da ospitare nella prima casalinga della stagione. Da Lorenzo Poliselli è tutto, è stato un piacere essere tornati sui campi della Serie A targata quinto. Buona stagione a tutti e soprattutto buon futsal.